Misteriosa è l'acqua, semplice, limpida, disinteressata, pronta a mondare ciò che è sordido, a ristorare ciò che è assetato, e nello stesso tempo profonda, insondabile, irrequieta, piena di enigmi e di forza, immagine adeguata dei fecondi abissi da cui sgorga la vita, e immagine della vita stessa che sembra così chiara ed è così misteriosa. La Terra, il pianeta blu. 3/4 della sua superficie sono ricoperti d'acqua. Oceani, mari, laghi, fiumi, ghiacciai, banchine polari determinano la forma delle coste, creano pianure, scavano valli, modellano catene montuose. L'acqua crea mondi poco conosciuti, custoditi nelle profondità oceaniche, là dove nemmeno la luce riesce ad arrivare. Mondi nei quali la vita è nata e continua a proliferare in una sorprendente varietà di forme. L'acqua scaturisce dal sottosuolo, si condensa in ghiaccio nei luoghi e nei periodi più freddi, cade dal cielo in gocce di pioggia, chicchi di grandine, fiocchi di neve, riempie l'atmosfera sotto forma di vapore, in un ciclo di cambiamento che ridisegna continuamente il volto del nostro pianeta. Ma l'acqua non è presente solo sul nostro pianeta. In un susseguirsi di scoperte sempre più sorprendenti, abbiamo trovato acqua nel sistema solare, soprattutto sotto forma di ghiaccio, su Marte, su alcune lune di Giove e Saturno, nelle comete, negli asteroidi, negli anelli di Saturno. Possiamo rintracciare acqua ad anni luce dal nostro Sole in molti luoghi dell'universo, su pianeti che orbitano intorno ad altre stelle e nelle immense nubi molecolari dove si formano nuovi sistemi planetari. La presenza dell'acqua è la caratteristica più immediatamente riconoscibile del nostro pianeta, ma la spiegazione di come essa sia apparsa sulla superficie terrestre è tuttora un mistero. Il sistema solare è nato da una nube di gas e polveri in rotazione, caldissima all'interno, molto fredda all'esterno. La Terra si è formata nelle zone più interne, dove per via del calore l'acqua si sarebbe dispersa nello spazio. Da dove hanno avuto origine gli oceani, i fiumi, i laghi, l'acqua che beviamo e di cui siamo costituiti? Il mistero dell'origine dell'acqua ha a che fare col mistero della nostra origine. Alcuni scienziati ritengono che nelle fasi iniziali della formazione della Terra particolari rocce possano aver trattenuto l'acqua, che sarebbe successivamente riemersa dal mantello. Altri invece ipotizzano che catastrofici impatti di corpi celesti abbiano portato acqua sotto forma di ghiaccio dalle profondità del cielo. Dallo spazio esterno, la Terra sembra costituita completamente da acqua. Tuttavia la massa d'acqua sulla superficie è molto poca rispetto a quella del pianeta. Un numero limitato di impatti con portatori celesti sarebbe stato sufficiente per fornire tutta l'acqua terrestre. Le comete sono state a lungo considerate come attori principali di tale provvidenziale bombardamento, ma la recente missione Rosetta ha mostrato che l'acqua presente nelle comete non sembra essere la stessa acqua degli oceani terrestri. La percentuale di deuterio, un isotopo dell'idrogeno, è troppo elevata rispetto a quella nell'acqua terrestre. L'attenzione degli scienziati si sta perciò concentrando sugli asteroidi della fascia tra Marte e Giove, che conterrebbero acqua del tutto simile alla nostra. Un piccolo planetoide di quasi 1000 km di diametro, chiamato Cerere, mostra segni di grande quantità d'acqua al suo interno. I pochi dati attualmente disponibili non consentono però ipotesi totalmente affidabili sull'origine dell'acqua sulla Terra. La domanda resta aperta. La Terra è un pianeta unico. Molti fattori caratteristici, come la distanza del Sole, la presenza della Luna, l'attività geotermica e il campo magnetico, la rendono luogo ospitale per la vita. La stabilità delle condizioni climatiche, esito principale dell'equilibrio incredibilmente delicato di questi fattori,
fa sì che la maggior parte dell'acqua sulla superficie terrestre si presenti in forma liquida. La vita ha un luogo dove poter nascere e svilupparsi. Quanti altri pianeti sono simili al nostro? La domanda impegna scienziati in tutto il mondo che cercano, nella possibilità di trovare tracce di acqua liquida in altri mondi, il segno di nuove terre. Gli oceani, enormi masse d'acqua colme di vita. La loro dimensione è tale da raccogliere più del 97% di tutta l'acqua presente sulla Terra. L'osservazione satellitare permette di ricostruire il sistema sorprendentemente complesso delle correnti oceaniche. La rotazione terrestre, le differenze di salinità e di temperatura dell'acqua, unite alla dinamica dei venti, determinano l'intricata rete delle correnti marine, distribuendo il calore immagazzinato nelle zone più calde verso le zone più fredde del globo e contribuendo alla stabilità del clima terrestre. La presenza o l'assenza di acqua determina e può trasformare intere regioni, creando una varietà di habitat e di ecosistemi differenti. Nella memoria di tutti i popoli del mondo è presente il ricordo ancestrale del diluvio, a testimonianza della potenza distruttiva dell'acqua. Inondazioni, tsunami, esondazioni, infatti sono fenomeni drammatici che possono stravolgere interi ecosistemi, portando morte e devastazione. Ma l'acqua soprattutto dona la vita, generando condizioni necessarie agli organismi viventi che a loro volta trattengono l'acqua nell'ambiente. Il delicato rapporto tra caratteristiche geologiche e minerali, presenza di organismi viventi e risorse idriche, nel tempo modella habitat ed ecosistemi. Anche il deserto potrebbe rifiorire se l'acqua lo irrigasse per lungo tempo. L'acqua ci costituisce ed è nostro sostegno, eppure non ci appartiene. Nella nostra casa comune è una presenza dall'origine misteriosa e dalla natura semplice ma sorprendente. Osservandola, studiandone le caratteristiche, sorprendendo con quale profondità e dettaglio entra in rapporto con tutte le cose modellando la terra, la riscopriamo nella sua natura di inaspettato dono. In questo rapporto che genera e trasforma, diventa fondamento della vita.